I benzinai hanno minacciato di chiudere gli impianti di rifornimento su autostrade, raccordi e tangenziali nei giorni successivi lungo la viabilità ordinaria. I benzinai stanno protestando, hanno fatto sapere i sindacati di riferimento della categoria, che rappresentano 100.000 persone in tutta Italia, per una riduzione delle loro attività pari a circa l'85%, non sono dunque in grado, dicono, di assicurare la sostenibilità economica del servizio e il livello di sicurezza, cosa che ci è stata confermata anche dal rappresentante agrigentino del sindacato Riccardo Di Benedetto della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, associata alla Confcommercio. In una nota i sindacati hanno detto che c'è una categoria di persone che senza alcuna menzione ha finora assicurato e senza alcun sostegno né di natura economica né con attrezzatura sanitaria adeguata il pubblico servizio essenziale di distribuzione di energia e carburanti per il trasporto di beni e persone. Come potranno pagare le forniture o le accise allo Stato, considerato che le vendite già basse nel nostro Paese non arrivano al 25% degli erogati usuali? Come potranno pagare gli stipendi e i contributi ai dipendenti nelle condizioni attuali nelle quali il giro del denaro che li tiene in piedi si è fermato? Come potranno pagare le richieste delle banche che hanno loro concesso dei fidi e che oggi registrano un azzeramento dei movimenti? Il drastico calo del fatturato che in questo momento in Italia coinvolge ovviamente non solo le stazioni di servizio, non è l'unico motivo di sofferenza per loro, che nelle ultime settimane sono state colpite tra l'altro dal calo generalizzato e internazionale del prezzo del petrolio. La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi essenziali ha chiesto alle organizzazioni sindacali dei benzinai di revocare immediatamente l'astensione dal lavoro, invitando tutti i sindacati in generale a non organizzare scioperi fino al prossimo 30 marzo a causa dell'emergenza in cui ci troviamo. Uno stop progressivo all'attività dei benzinai che era stato proclamato è stato chiesto dalla Commissione Garanzia, dall'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e quindi a revocarlo. Anche dal Premier Conte in serata è arrivato un monito, un invito tutti a soprassedere sull'annunciato progressivo stop degli impianti di benzina perché è un servizio essenziale. Troveremo una soluzione con la ministra De Michelis, ha detto Conte, ma non possiamo consentire che si arrivi a un'interruzione di questo pubblico servizio. Intanto, ultima notizia, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuelli ha convocato una conference call con i presidenti delle associazioni di categoria e dei distributori di carburante che avverrà in serata. Da quanto si apprende, l'invito è tutti a soprassedere sull'annunciato progressivo stop agli impianti di benzina perché è un servizio essenziale. Il ministro ha affermato: troveremo una soluzione, ma non possiamo consentire che si arrivi a un'interruzione di questo pubblico servizio.